prendo le distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Stesso con la chiave in tasca invoco libertà, ma per adesso so che questa cella resterà sprangata a triplice mandata dall'interno. Eccoci qua, come sempre, come quasi sempre, non esageriamo, con Auto da Fè all'interno di questa magnifica Radio Libertà e questa mattina abbiamo con noi, stiamo un po' variando come appuntamenti, ma un giorno forse troveremo una nostra stabilità che peraltro contraddirebbe la nostra natura. Stiamo parlando e abbiamo con noi Max Del Papa, che tutti conoscete, che non ha bisogno di presentazioni, il faro di Max Del Papa, altervista.org, è il blog dal quale vi potete approvvigionare senza limiti. Buongiorno Max innanzitutto. Buongiorno e grazie sempre per l'invito. Allora, tra le altre cose potete leggere Max e i suoi articoli su nicolaporro.it, i suoi libri li trovate anche sul nostro post, sulla pagina Facebook di Radio Libertà che annuncia la nostra trasmissione, su Amazon e altrove potete recuperarli, sul Giornale d'Italia scrive anche Max Del Papa. Correggimi se sbaglio, ma per il momento sono questi, no? Le fonti essenziali. Sì, per ora siamo così. Bene. Siamo così. Allora, noi oggi abbiamo voluto rendere omaggio presentando questa trasmissione, non si capisce bene il perché naturalmente, perché non c'è sempre da spiegare tutto, ci vengono dei lampi, delle cose che sono frutto anche della nostra follia, diciamolo, perché accanto a una coltivazione strenua della dea ragione e della libertà di opinione c'è anche la follia, c'è poco da fare. Una follia che vuole essere lucida, perché noi non siamo come gli altri, siamo diversi dagli altri, ce la tiriamo pure, oggettivamente avendone anche molti motivi, diciamo la verità. Sto cantandomi le lodi da solo, se non l'hai capito. Comunque, diciamo che ogni tanto ci va, no? Visto che ci sparano addosso in tanti, ogni tanto ce la cantiamo da soli la storia. Che cosa c'entra però la dea ragione e la libertà di opinione con il pupone e con la sua compagna, ovvero con Hillary Totti? In nome del 20 per 1000 ho buttato là un po' di cose, adesso tu ci spieghi per quale motivo sei andato a finire a casa di Hillary e a casa del pupone Totti. Sì, per poco tempo, perché non sono proprio la mia tazza di tè. Che tutti vogliono, cioè si darebbero via braccia e gambe per... No, non lo so, mi ha colpito questa cosa. Ci sono queste coppie che diciamola com'è, sono miliardarie. Perché se noi adesso andiamo a pensare in termini ancora di lirette, c'è questa gente che ha dei patrimoni 150, 200 milioni di euro, sono una roba tipo 400 miliardi. Ma tu te lo ricordi 400 miliardi quando noi ancora vivevamo nelle lire, no? Prima del 400 miliardi. Loro, questi come possiamo chiamarli? I pupattori, i pupillari, poi ci sono i Ferragnez. Allora, queste coppie si amano, si adorano perché sono l'amore prima di tutto. Sì. Poi scoppiano, vanno dritti al tribunale senza passare dal via, e mi ha stupito molto che loro, le donne soprattutto, hanno questa soluzione 20 per 1000, cioè chiedono le 20.000 euro in più per i figli. Sì, i figli. E 20.000 euro al mese, ovviamente. Al mese, sì, no, al mese. Ci arriveremo anche al giorno. Può pensare al giorno. Io non capisco, nel senso che sono un uomo dell'altro secolo, me ne accorgo sempre più invecchiando. Mi piace molto la sigla che hai di Auto da Fè, è l'unica canzone che mi piace di quello lì, però quella mi piace perché mi riporta... ieri sono stato tutto il giorno in macchina e ascoltavo un vecchio disco della premiata Forneria Marconi, che era Suonare. Mi sono abbarbicato a quelle sensazioni, no? Che poi mi riportano alla mia città, eccetera, eccetera. Adesso non la faccio lunga. Vabbè, comunque gente che sapeva suonare, che sapeva di musica, diciamo. Mi arrivava qualche cosa. Non capisco più questa cosa di questa gente che ha dei patrimoni di 200 milioni di euro
e si litigano le 20.000 euro al mese. Senti un po', mi fa venire in mente la banana di Catalan, dai, tutto sommato, no? Sì, ecco, quest'altra cosa è arte. No, È nel arte senso questa che Sgarbi ha fatto un'osservazione sensata, ma parziale, secondo me, no? Dice non è più il valore dell'opera d'arte, è il valore del pensiero, del concetto, dell'idea che c'è dietro. Lo stesso Catalan ha detto questa qui è una denuncia del mercatismo assoluto, no? Sì, certo, sì, tutti Vabbè. così. Però al di là di questo è vero, cioè non c'è più niente di oggettivamente bello. Su questo fatto bene. sì. Cioè, Sì. la PFM faceva musica e diciamo si capiva che erano musicisti. Questo qua cosa canta il Ferragnez lì di turno? O quell'altra cosa sa fare? Niente, Totti sapeva assolutamente giocare a niente. calcio, questo è fuori di dubbio. Va bene, questo sì. Non sanno fare assolutamente niente, perché per me anche quell'altra, come Hillary, con la Y, con la I, non si capisce. Vabbè, fa la pubblicità del ammorbidente, però non è che Sì, una però, conduttrice. Max, siccome tu sei uno che coglie le cose per l'essenza delle cose, al contrario della banana di Catalan, tutto sommato, no, anche quella coglie un'essenza, coglie il fatto che dicevamo prima, no? Che non si attribuisce il valore all'opera d'arte, si attribuisce il valore a un segno, a un distintivo, a uno status. Cioè, alla fine tra Hillary Totti e la banana di Catalan non c'è questa gran differenza, no? In termini No, di esatto. prodotto finale. Sì, quello che Sgarbi non dice, perché non gli conviene dirlo, è che non è tanto, non è l'essenza, non è il messaggio, non è il coso, è il soldo, è il mercato. Fine, La banana di Cattelan vale 6 milioni perché l'ha fatta Cattelan, che è un personaggio sovraesposto, punto e basta. Sì. E la stessa roba è per questi qua. Ora, lasciamo pur perdere che questa è gente che non ha saputo fare niente, perché cioè, Fedez che cosa fa? Ricicla i tormentoni di Edoardo Vianello, non Raimondo, che era un genio, Edoardo degli anni 60 e ci mette dentro Vietta Tra l'altro ho scoperto stamattina che Raimondo Vianello e Sandra Mondaini sono sepolti a Lambrate, a casa tua. Sì, e non è un caso. Mi farò portare là, quando sarà ora mi farò portare là vicino. Dice, no, ma questa era gente che, cioè, c'era quello sketch di Vianello che inscenava il funerale della moglie, te lo ricordi? Perché? E ogni volta tirava giù sul prezzo. Sì, dice, esatto. No, la prendo e alla fine la metteva in un sacco, la buttava via in un sacco. Cioè, questo negli anni 70, così, quello era trasgressione e era saper fare. Cioè, questi fanno 200 milioni Quindi, di euro. Diciamo, e questa storia qui cosa ti dice in fondo? No? Quali sono gli aspetti che tu tiri fuori da questa vicenda? Perché quello è il punto chiave. Mi dice che questa andare sempre più verso l'idea del soldo, l'idea del profitto, come la dice malamente Sgarbi, è arrivata, sì, questo è dalla fine dei pensieri, delle idee, delle ideologie, sì, anche sbagliate degli anni 70, no? Ha preso negli anni 80, della finanza, della moda, eccetera. Poi è andata sempre di più. Adesso questa idea del soldo a misura di tutte le cose, sì, che coinvolge anche la Chiesa, dai. Cioè questi non sanno più neanche, non si oppongono neanche più. Questi fanno tutto un giro di migranti così perché gli interessa il soldo anche a loro. Ecco, questa roba è completamente... Ha schiacciato tutto, ha tolto tutto. La finanza ha preso il posto della produzione, il soldo ha preso il posto di tutto. Perché non è possibile che una che guadagna 2-3 milioni all'anno vada in tribunale a chiedere soldi all'ex marito per i figli, 20.000 euro al mese per i figli. I figli sono già persone, ahimè, disgraziati, poveri, ricchissimi figli, che vanno a 16 anni su Instagram e dicono ciao barboni, ciao poveri, siete degli straccioni, c'ho l'anello da 10.000 euro, c'ho il coso. Che quali soldi? È una roba, il soldo è la misura di tutto, c'è solo quello. Anche la politica, se fai caso oramai, i politici non è che stanno più a ritegno, facciamo, guarda, i soldi. Mi hai diciamo anticipato, perché a me veniva in mente in linea retta dalla banana di Catalan alla storia di Hillary e del pupone, il filo diretto ci porta anche alla politica, perché la logica è sempre quella lì, la logica di fondo, no? Questa Io mi arricchisco col potere. Sì,
e poi diciamo di sostanza ce n'è poco. Allora, la sostanza c'era nella musica della PFM e va bene. La sostanza c'era in Raimondo Vianello che sapeva fare il mestiere suo ed era un grande cabarettista. Era quello un del grande cinico. attore. Insomma, ci ragionava sopra anche alle cose che Sì. faceva, no? E quindi produceva un prodotto raffinato e da persona capace. Adesso il prodotto, il contenuto non c'è più, c'è solo la forma, diciamo, no? C'è solo Sì, ma una forma tra una la forma di banana, banana. tra la banana di Cattelan e i tweet dei politici e le prese di posizione dei politici e gli slogan, io non ci vedo tanta differenza, perché No, sono d'accordo. è scomparso il prodotto, è scomparsa la sostanza, il saper fare, si vende solo una specie di suggestione, una mezza idea, no? Il miraggio. Che vale qualcosa perché l'ha detta quello lì o perché l'ha fatta il Cattelan, non perché Sì. in se stessa abbia qualcosa. Assolutamente. E no, io sono d'accordo e aggiungo che loro, il Cattelan della situazione, ci marciano, cioè prendono anche in giro, cioè ti infilo una banana lì e tu me la paghi. E qui qualche tempo fa ho letto, non mi ricordo dove, in Europa, un inserviente ha portato via una tazza di quelle l'ha portata via, l'ha lavata e ha fatto un casino perché era una tazza che valeva 1,5 milioni perché era un'opera d'arte. Ma questa è un po' una barzelletta da settimana enigmistica, solo che adesso questa è diventata la regola e non c'è più neanche un filtro critico. Diciamo. Sì, quella che si sedeva sulla sedia, no? E c'era uno che la voleva pagare 18 milioni, Sì. ma non sarà troppo? E, va bene, questi erano arrivati prima. Ha sempre Vianello con la Mondaini che facevano la parodia di Bergman, sai, loro di schiena. Raimondo, Sandra, non ti vedo, ma per forza non mi vedi, se siamo di spalle come fai a vedermi? Ma questo è Bergman, ma io me ne frego di Bergman. C'era anche una trasgressione perché all'epoca, negli anni 70, certo. questi visti intoccabili. Adesso non c'è più nessun filtro, neanche quello del sarcasmo, dell'ironia, della satira. E i politici, dicevi tu, i politici c'è una dimensione influencer, si muovono tutti come influencer, basta. Cioè, non è un caso che la Ferragni doveva essere candidata per il PD e quell'altro con i grillini, perché lo sappiamo tutti. Tu te la ricordi la radiosa stagione di Fedez che si faceva le foto alle cene con Travaglio, con Di Battista, vado in ordine decrescente, da Travaglio a Di Battista, Di Maio, giù fino a Scanzi, sì. Che credo sia il grado 0. E questi dovevano andare in politica in quanto influencer. Sì, e poi, oggi fanno tutti la stessa cosa. Specularmente, diciamo, quelli che sono contro, i politici che sono contro Fedez o contro la Ferragni perché stanno da parte del PD li legittimano però come interlocutori. Ma tu te lo vedi un De Gasperi che rispondeva a Fedez? No, non solo, ma o un Togliatti non mi vedo che neanche... mandava a fanculo la Ferragni. Togliatti ma infatti Togliatti mandava a fanculo perfino i galoppini del suo partito con un'occhiata. Compagno, possiamo darci del lei? Lo guardava, andava via quello lì, se aveva da dire delle cose serie. Ma senza andare troppo indietro, presumo che nemmeno Bettino Craxi avesse speso il suo tempo per rispondere alla Ferragni. Perché, o a Fedez. Ma no, perché ecco, e infatti io mi accorgo sempre più che c'è una classica, inevitabile, fatidica riscoperta degli anni '80. E vabbè, sarà un po' che noi stiamo invecchiando. Io vado in piscina e sento solo, vedo ci sono le signore nella vasca vicino alla mia che fanno l'acqua gin. Tutte canzoni anni '80, purtroppo rovinate da quel tum 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 che c'è oggi, no? Ci mettono sotto la techno, ma sono le canzoni degli anni '80. Vado al centro commerciale e ti trovo le canzoni di Rocky degli anni '80 e ho capito una cosa, che non è solo un fatto di riciclo, sempre i corsi e ricorsi, è forse stata l'ultima stagione in cui non solo si spendeva e si spandeva, ma c'era una sorta ancora di idea della politica, delle cose che si stava già rovinando, però insomma c'era un'idea. È molto vero, perché è la stessa cosa qua in via Maestri Campionesi, siamo in zona Porta Romana, l'altro giorno vado in un negozio di stock, di roba che stocca varie cose e sento tutta musica di quell'epoca lì. Tutta musica degli anni '80. Sì. No, è vero, hai colto una cosa vera, perché comunque c'è molta rimpianto per quell'epoca lì. All'epoca, ti ricordi, noi la sprezzavamo un po', la musica di plastica, MTV, le cose. Poi dopo è venuto fuori gli Yuppies, i paninari, va bene.
ogni epoca poi cova anche in sé le sue critiche, le sue contraddizioni. Adesso è tutto un'espressione degli anni '80. Io ho capito che non è solo un fatto mercantile, è anche un fatto che il craxi della situazione. Non era un granché la politica anche allora, Quindi, c'era già l'affarismo. diciamo Però, che è venuta fuori una bella linea retta che passa da Ilari Totti, Pupone, Ferragnez, alla banana di Catalan, alla politica attuale. Cioè, mi sembra che ci sia una linea retta perfetta, dritta, proprio per bella, me dritta. sì, e io adesso ti metto un attimo nei guai, se me lo consenti. Sì, ma come no? Perché Sono qua apposta. Ecco, allora ne approfitto. Come diceva Mescal, quello di Trinità, allora ne approfitto, no? Non ricordi? Dov'è il vino? Voglio il vino, figlio di puta! Allora, che cosa fa la politica oggi per millantare un po' di serietà, un po' di rigore? Fa un codice della strada che è solo una multa, sono tutte multe. Sono soldi, non è che c'è altro. Io ho 60 anni, avrò visto almeno 60 codici della strada. Ogni volta la severità. È come la riforma della scuola, chiunque arriva ci deve mettere lo zampinello. E adesso va bene, adesso dobbiamo dare segno di noi e quindi facciamo le multe. 2 multe ti tolgono, ti fanno 2.000 euro. Ma cazzo, il comune di Milano si vanta di aver fatto 122 milioni extra solo con le multe, ma questa è rappresaglia. Questo qui non è né serietà, né cosa, né politica, né scoraggiare, questa è rappresaglia. La Meloni che dice non abbiamo messo, come dice, le mani nelle tasche degli italiani, non abbiamo aumentato le tasse, ma l'aumenta così. Perché se tu per 3 multe devi pagare 3.000 euro, io ho un amico facoltoso, ricco, che si è venduto la macchina. Perché mi ha detto, io mi ero rotto le balle, cioè ogni volta che aprivo la portiera mi scattavano 500 euro di multa, o era scemo lui, ma non è scemo, oppure ormai è diventato impossibile, e dice, sono arrivato a 4.000 euro di multa, l'ho venduta, basta, se è quello che volete mi arrendo. Però questo qui è solo far soldi. Sì, è una logica da influencer. È la stessa logica degli influencer e del sindaco Sala, diciamo, la stessa roba. Che è un influencer anche lui, secondo me. Questa qui è una logica da influencer, non è una logica, no? Però voglio segnalare a chi ci ascolta una piccola chicca, faccio un passo indietro, al tuo articolo che trovate su nicolaporro.it, no? Totti e Ilari sono uno schiaffo al dio dei disgraziati. .it ovviamente, come il faro di Max del Papa. .it naturalmente, non andate in errore. Il faro di Max del Papa altervista.org, no .it, se no non lo trovate più, lo trovate lo stesso perché comunque ci arrivate. In ogni caso, stavo dicendo, ma non lo so, perché mi segano a tutto andare lì, mi censurano. Siccome siamo in democrazia, tutti i giorni Google. Chissà perché. Totti e Ilari sono uno schiaffo al dio dei disgraziati, il titolo del tuo pezzo. Sì. Ecco, lì dentro tu, come sempre, regali un'infinità di gioielli, di pietre preziose, una delle quali è il ricordo, quello che tu tiri fuori, di quel che scriveva Giorgio Bocca nel 1962 a proposito di un grandissimo industriale, no? Pesenti. E lo contrapponi alla vipperia plebea di oggi, le ex commesse, i giocatori, le aspiranti veline, le imprenditrici digitali, cioè le Ferragnez di turno, i cantanti contro il patriarcato che fanno i calendari a chiappe scoperte contro il patriarcato, le cantanti, tipo Elodie, mi viene da dire, no? Più o meno. Questa qui è una roba proprio. Tutta questa vipperia plebea è una cosa, mentre invece tu ricordi come le grandi dinastie di imprenditori della ricostruzione, anche in epoca super consumistica come quella del boom economico, insomma avevano una mentalità un po' diversa, francamente anche abbastanza terrificante pure quella, perché se tu immagini che a casa Pesenti, industriale di grandissimo peso, il frigorifero c'aveva il lucchetto, stavamo messi male pure all'epoca, diciamo, però era tutta un'altra roba, o no? Oppure il grande industriale che faceva pagare l'usura delle gomme agli amici dei figli che l'autista portava in giro. Sì, infatti Bocca lo scriveva perché nel 62 aveva scoperto che c'era tutto un terreno vergine, cioè raccontare quello che nessuno aveva mai raccontato, gli aspetti oscuri della ricostruzione industriale. E allora lo chiamava Italo Pietra, che era il direttore, un ex partigiano legato poi ai servizi, che per conto di Mattei gli diceva: guarda che tu puoi arrivare da qui a qui. Questa cosa l'avevamo anche accennata nella nostra conversazione. Oltre no, però intanto lo diceva.
dove volevo arrivare? Al fatto che, ecco, è la stessa cosa che dici tu, era una mentalità terrificante già allora, però un Gianni Agnelli, che è cresciuto sempre da sultano, sì, che aveva una vita, no, sono fiorite le leggende più assurde, più scabrose, eccetera, eccetera, vabbè, però era anche uno che a modo suo, poi si può dire tutto quello che si vuole, Moncalvo gli fa il pelo e il contropelo ancora adesso, libri su libri, però era uno che aveva un'idea di responsabilità, nel senso che sì, io vivo al di là degli esseri umani, però non dimentico che ho un gruppo da 250.000 dipendenti e quello comunque lo tutelo. Rubando, facendo quello che c'è, però non lo dimentico. Cioè, Agnelli ecco, non era un manager, io ho era un avuto ambasciatore della ricchezza. ho avuto una carissima amica torinese che era di parere esattamente opposto al tuo. Ha sempre pensato che Agnelli avesse derubato Torino e non l'avesse difesa in nessun modo. E Ma tutte e corrotto due le Torino. cose. Però Ma probabilmente avrà corrotto, avrà derubato, però è un fatto che Torino è sempre stata legata alla monocultura dell'automobile, sparita quella non c'ha avuto altro. era anche Guarda un'altra adesso, epoca. guarda adesso gli eredi. Ecco, c'è proprio quella differenza. Gli eredi sono quelli che si disfano di tutto. Cioè, tutta questa deriva che sta succedendo adesso, con quello lì non sarebbe successo, perché era uno squalo in mezzo agli squali, però sapeva anche come combattere con gli squali. Cioè, era uno che la mattina andava a New York, poi passava per Parigi, poi passava per Londra, poi la sera si faceva gli affari suoi, andava a perorare la politica del suo gruppo, che poi d'accordo, quello che va bene per la Fiat va bene per l'Italia, tutto quello che di negativo, non sarò io a difendere l'estetica degli Agnelli, sto dicendo che comunque c'era un senso base della responsabilità, per cui io sono il presidente della Fiat e la Fiat ha 250.000 persone, venivano in larga parte dal sud, se gli chiedevi dopo un anno o due vuoi tornare giù, non ti ascoltavano neanche, ti rispondevano in piemontese storto, perché dicevano no, io qui c'ho la mia macchina, sto bene, mi sono inurbato. Guarda gli eredi adesso, guarda quello che è. E io, ecco, concludo questo pezzo dicendo, io questa cosa qui, questo mondo a esclusiva misura del soldo, dell'affare che poi coincide con l'apparenza, sarò io vecchio, però la politica che non è più bene comune, neanche come idea, ma bene rifugio, non riusciamo più a capirlo e tutto sommato non abbiamo voglia di capirlo, perché capirlo vuol dire già entrare in quella mentalità lì. Io non capisco perché una che fa la ballerina o la conduttrice o le imprenditrici digitali, si è visto, ci hanno detto per 10 anni che la Ferragni era una specie appunto di Giovanni Agnelli senior, questa qui è una che sa fare le cose. Al primo rovescio gli hanno dovuto mettere un super manager perché sennò era tutto a catafascio. E quello Allora, che Max, dicevi tu sono imperi dei miraggi questi qua. allora abbiamo 8 minuti, 9 minuti. Se qualcuno vuole intervenire può farlo, apriamo le linee, Lorenzo in regia ci avverte delle eventuali chiamate allo 02 92 94 7222 per intervenire in diretta con Max del Papa 02 92 94 7222. Se avete messaggi, i messaggi li potete mandare al 340 6709 659 via WhatsApp 340 6709 659. Intanto però approfitto per segnalare a chi ci segue anche un altro paio di articoli estremamente interessanti. Sempre sul sito di nicolaporro.it tu hai commentato la vicenda del patriarcato, appunto, ne accennavamo prima, del papà di Giulia Cecchettin e della questione degli immigrati, sostenendo chiaramente che il ministro Valditara ha ragione, dice il vero, contrariamente a quello che gli hanno fatto dire tutti gli altri, perché poi io ho sentito anche il ministro Valditara, le sue dichiarazioni sono intanto molto diverse, come sempre accade rispetto ai titoli dei giornali, Esatto. ai riassunti, eccetera. E poi, insomma, lui diceva una cosa che francamente mi sembra difficile da controbattere, no? E quindi diceva il vero, sono d'accordo anch'io, diceva semplicemente che il patriarcato nel 75 con il nuovo diritto di famiglia lo abbiamo levato dalle balle e tutto sommato il patriarcato oggi non esiste più nel nostro comune sentire. Esiste magari per i casi di Saman Abbas e per certe culture che però invece dobbiamo completamente ignorare, omettere di commentare e far finta che non esistano, perché quel patriarcato lì islamico
non interessa a nessuno, tutto sommato, no? E l'altro articolo molto interessante è su Mattarella e Mr. X, cioè su Elon Musk. E Mattarella, tu lo ricordi così, en passant, Mattarella non è semplicemente anche il Presidente della Repubblica, ma è anche il capo della magistratura, del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha un retaggio regale, perché secondo me è una fesseria che deriva direttamente dallo Statuto Albertino. Rimango convinto di questo, diciamo, non ha alcun senso che il Presidente della Repubblica sia il capo del CSM, non ha proprio alcun senso, no? Ma la vedo io così. In ogni caso, però, lui comunque è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. E qualcosina da dire sui giudici, Elon Musk a parte, forse ce l'avrebbe, anzi dovrebbe dirlo, visto che nel contempo è anche un politico, è anche il garante di tutto il paese della Baracca Italia e dell'unità nazionale, di tutte queste belle cose. Quindi diciamo che tu sottolinei che in tema di giustizia il signor Mattarella forse potrebbe dire qualcos'altro rispetto a Elon Musk, no? Sì, cioè questo qui tace sempre, è molto, parla sempre su tutto, Musk e così, però poi quando si tratta perdonami, ci sono 2 telefonate, quindi poi non facciamo Va attendere bene. la gente, è spiacevole. Sentiamo subito le telefonate. Pronto? Pronto? Sì, Pronto? buongiorno. Buongiorno Cainarca, buongiorno dottor Del Papa, la ammiro molto. Intanto come sta? Una domanda. Poi una cosa, dottor Del Papa, io sono veramente scandalizzato dalla campagna, a suo parere, dei mass media mainstream che stanno facendo contro Robert Kennedy. Lo stanno facendo passare per la pecora nera della famiglia, lo scemo del villaggio, un complottista, un anti-vax. Questo ha fatto 20 anni di campagne ambientaliste contro Big Pharma e cosa. Adesso perché ha accettato di andare al governo con Trump è diventato un paria, praticamente un deficiente totale. Lei che si è battuto molto contro gli effetti avversi dei vaccini, devo sapere un suo parere, perché Robert Kennedy non è contro i vaccini, ha detto contro questi vaccini sperimentali, ma lo stanno facendo passare proprio un deficiente totale. È vergognoso quello che stanno facendo, un suo parere. Allora ti lascio subito la parola, Max, perché l'altra telefonata è caduta, mi dicono dalla regia. Il parere è molto sintetico, cioè questa roba qui con questo Kennedy parte dai Kennedy, c'è tutta l'altra parte, quella democratica, quella progressista, che finanzia pesantemente, sai, quelli di ultima generazione, quelli dell'estinzione, no? Sono questi ambientalisti brigatisti. E lì c'è tutta l'altra parte dei Kennedy che li finanzia o li finanziava fino a poco tempo fa, e quindi è partita da loro. Poi è chiaro che con la globalizzazione si fa presto a propagare la leggenda di uno che è malato di mente. È una faida di potere. Io ti rispondo così. Stavo leggendo adesso, proprio mentre mi collegavo con Giulio, c'è un tale attore che si chiama Pietro Genuardi, io non so chi sia. E chi è? Leggo che è celebre perché ha lavorato in 100 vetrine, che dovrebbe essere, se non sbaglio, una serie, uno sceneggiato della Rai. 100 vetrine. Dice: sono malato, devo abbandonare la recitazione per un lungo periodo perché ho una patologia del sangue e ho già intrapreso la chemioterapia. Questo qui c'è la cosa che ho io, che ho avuto io. È del 62, ho visto, ha 62 anni. Questo qua c'ha un linfoma come me, quindi ti blocchi. Ecco, ti rispondo con questo. E io lo so perfettamente, non so quante dosi si sia fatto, perché questo sarà un altro che, essendo nel sistema, non lo confesserà mai, però si è fatto 2, 3 dosi, 4 dosi, c'ho una patologia del sangue, cioè un linfoma, e devo fare la chemioterapia. Quindi questo, bene che gli va, sta fermo un anno e mezzo, perché questo gentile ascoltatore mi chiedeva come sto. Tutti dicono che sto bene, però io sono ancora molto debole, Giulio lo sa. Allora, questo era contro quel vaccino lì, che non è un vaccino, non è che era contro tutti i vaccini, però è chiaro che bisogna farlo passare per un malato di mente per varie ragioni. Allora Max, ti giro un messaggio di Cesare, è arrivato via WhatsApp. Seguendo il filo della trasmissione, buongiorno intanto, credo che il punto sia oggi la mancanza di un patto sociale serio tra politica ed elettori. Ho passato i 40 anni d'età, sono ingegnere con tanto di master, metalmeccanico da più di 15 anni.
Quando parlo ai miei figli, 4, faccio fatica a spronarli nel perseguire la strada mia, studio, lavoro, famiglia. Se i riferimenti sono i Totti, i Fedez. Avendo viaggiato per lavoro in mezzo mondo, ho sempre ritenuto l'Italia un paese speciale. Oggi comincio a dubitare che lo sia ancora per gente come me, scrive Cesare. Ma credo che non sia solo l'Italia, no? Il discorso ancora va oltre confine questo discorso qua. Sì, dopo si corre il rischio di essere qualunquisti noi e quelli che ci mandano i messaggi, invece è la realtà. Cioè questo qui fa fatica a trasmettere un minimo di etica della responsabilità ai figli, perché la chiave è sempre la responsabilità, che ti chiami Agnelli, che fai l'ingegnere, che fai il garzone. C'è tutta una serie di comportamenti improntati a totale irresponsabilità, inclusa la politica. Mi viene in mente questa, cioè c'è una tipa, che adesso non la si può nominare con i termini che si dovrebbero, perché dopo sai ti querelano, però questa qui è una che va in giro a dire io non devo studiare, non vi permettete di dirmi di studiare, io do la figa, testuale, e do la figa e sono piena di soldi. E ovviamente l'ha chiamata Cruciani, l'ha chiamata questi qua della Zanzara, e con grandi applausi, con grandi, no? Dice, ma che ne so io, delle cose, il presidente, ma ha detto, studiare è per le sfigate, per quelle che sono dei cessi, guardatevi, io mi faccio mantenere, la do e quindi non ho bisogno di sapere niente. Un bambino che cresce, un ragazzo che cresce in questa logica qui, e c'è una totale irresponsabilità di tutto, che la politica poi porta avanti, perché anche lì non è possibile, insomma, io capisco tutto, però non è possibile che ci sia un mondo politico che si vanta di essere ricco, che si vanta chi piglia i soldi dagli sceicchi. Tutti questi qua fanno i politici per 2, 3, 4 anni, affondano i partiti e poi dopo vanno a fare chi il consulente degli sceicchi, chi si mette a commerciare in vino, diventano dei mercanti. In armi, allora, Max, tutto. noi dobbiamo salutarci. Io però vorrei un tuo brevissimo commento a questo punto, sia sulla questione che citavo prima, l'articolo su Valditara, tu dici ha ragione, Sì. sia sul Mattarella e i giudici e Mister X. So che ti chiedo l'impossibile perché siamo alle 11 e dobbiamo chiudere proprio, però... Vado per flash. Cioè, Mattarella se la prende con Elon Musk, vabbè, adesso anche lui dirà che lascia. E tra l'altro per prendersi con Elon Musk usa X. Già questo è un cortocircuito. Però quando stringeva la mano a Facebook, quello lì, a Zuckerberg, lì non c'erano problemi. Cioè, Zuckerberg è uno che si è vantato con l'amministrazione Biden-Harris di censurare tutta l'informazione sui vaccini. Cioè, se il vaccino non ha effetti collaterali, e invece me l'hanno chiesto loro, o Dorsey, quindi lì niente. Ma poi tu dicevi prima, quando i giudici devono fare fuori Salvini e Berlusconi, zitto, il capo dello Stato. Ma non solo. Cioè, tu giustamente dicevi che il fatto che lui sia capo dei giudici è un retaggio dello Statuto Albertino, ma sì, perché i giudici lì si devono tutelare tra di loro. Non c'è mai stato un presidente, non parlo di Mattarella, a parte Cossiga che l'hanno fatto passare per pazzo, non c'è mai stato un presidente che ha messo becco, li difendeva e basta. Ma guarda, quando l'associazione, l'ANM, quando l'ANM fa un convegno per dire noi siamo lontani dalla politica e chiama solo politici di sinistra, chiama Landini che ha appena detto che bisogna fare la rivoluzione e dice no, lui è uno dei nostri, e Mattarella non dice niente. Basta questo. Allora, l'altra questione è quella di Valditara. Vabbè, sì. Valditara io non ho una grande stima perché mi sembra molto, molto morbido, però quando lui dice che in proporzione il patriarcato, se c'è, è degli stranieri, ma come si fa a contestarlo? Ci sono gli opinionisti di sinistra che dicono no, il 92% è fatto dagli italiani. Ma cazzo, ma ve ne volete studiare un po' di proporzioni? L'8% che sono gli immigrati, l'8% fa il 40% dei reati. Queste robe si studiano in terza media, se non in terza elementare. Dai, su. 11:02. Io ti ringrazio anche per la sintesi, Max. La nostra Dea ragione ci benedirà anche oggi. Noi americani siamo abituati al concoeto della sintesi e non ci perdiamo in chiacchiere. E con questo io ti ringrazio e ti saluto. Un saluto a tutti. Grazie, Max. Un saluto a tutti.